Pellegrini Gurrieri, Airoldi La Macchiapati, Caputo, Enrico e Bucaleb, l'allenatore mister Diego Iessi. Squadre in campo per le presentazioni iniziali. Femminile Molfetta 15 punti in classifica, reduce dall'incredibile, straordinaria vittoria per 3-2 sul campo della kick-off prima della lunga sosta per le nazionali. Sembra un'era geologica fa, in realtà è solo un turno di campionato. Femminile Molfetta che è a +2 dunque sulla VIP, che ha giocato e perso ieri a Cagliari con la formazione allenata da Moreno Giorgi, che ha conquistato così la salvezza al suo debutto in Serie A. E quindi la Femminile Molfetta ha una grande opportunità quest'oggi di allungare sulla zona play-out, in attesa poi delle ultime 4 giornate di campionato che emaneranno gli ultimi verdetti. Dall'altra parte il Lamezia di punti ne ha 6, la vittoria l'andata sul Molfetta, la vittoria di qualche settimana fa in casa contro la VIP, e deve assolutamente fare punti per abbandonare l'ultima posizione e rilanciare le proprie ambizioni salvezza. E dunque una partita davvero da vivere, 40 minuti effettivi col cuore in gola. L'assenza in casa Femminile Molfetta è quella di Ilenia Caballero, squalificata. 3 gol per lei nella trasferta di San Donato Milanese, top scorer delle biancorosse. Diamo uno sguardo agli starting 5: Luzzi tra i pali, Foti, De Sarro, Correia e forse Nani Alves, no, e Zagar. Dall'altra parte Torma, Enrico, Caputo, Horvat e Ginosa. Le scelte dei due tecnici. Ottima risposta da parte del pubblico del Palapoli, presente in una gara così importante per le sorti della stagione biancorossa. Il primo possesso sarà del Molfetta, con Martina Caputo che sistema con cura il pallone a centrocampo. Da sistemare gli ultimi dettagli. È tutto pronto al Palapoli. Il signor Rutolo guarda il crono. Fischietto in bocca e finalmente inizia Femminile Molfetta TNT Royal Lamezia, con Enrico che manovra da Horvat il primo pallone della sua gara. Horvat cerca la parallela per il suo capitano, che si impegna, non la mantiene in campo. Rinvio dal fondo per Silvia Luzzi, portiere classe 2003 del Lamezia. Correia, De Sarro, protagonista l'andata con una doppietta decisiva nel 2-0 finale. Subito la palla di De Sarro, l'uscita di Torma, la prima occasione ce l'ha il Lamezia dopo 22 secondi con Federica De Sarro. Attenta Torma in uscita. Zagar alla battuta della rimessa per De Sarro, che carica il destro, colpisce Caputo, palla che si impenna, termina fuori dall'altro lato, rimessa laterale in banda sinistra per Foti. Fuori Correia. Zagar tiene in campo il pallone, lo lavora all'indietro per la numero 5 Sara Correia. Calcia dalla distanza, Enrico ribatte, torna indietro da Zagar, centralmente offre una linea di passaggio. De Sarro premiata, si gira De Sarro, fermata da Horvat in rimessa laterale con Correia alla battuta da Zagar. Correia, finta, cambia lato, De Sarro cerca Foti, controllo, tacco per Zagar che si impegna, non mantiene il pallone in campo. Sì, secondo l'arbitro, poi il suo tentativo è comunque impreciso. Rinvio dal fondo per Torma.
Torma da Horvat. La corsa di Ginosa premiata. Ginosa corre ma non mantiene in campo il pallone. La seconda volta che il Molfetta cerca quella parallela in banda destra. Prima era andata Enrico, adesso Simona Ginosa. Rimessa in campo la sfera dal Lamezia, con Molfetta che attende nella propria metà campo senza andare a pressare alto il Lamezia, almeno così in questo avvio. Foti, Correia, Zagar, giocatrice della nazionale croata. Sulla parallela a cercare Correia, la insegue Caputo. Correia prova a calciare, Caputo si frappone e devia in rimessa laterale. Andato via il primo minuto e mezzo di questa gara, ritmi non elevatissimi finora. Correia in buca forte dove non c'è nessuno, rimessa Molfetta. Partita chiaramente dall'elevato peso specifico, in palio punti pesantissimi per entrambe le compagini. Enrico, Horvat prende il centro del campo, allarga da Caputo che non mantiene in campo la sfera. Un po' di errori questo avvio. E rimessa laterale dunque per Annalisa Foti. De Sarro, finta di corpo, Horvat intercetta e parte. Horvat salta Correia, Horvat calcia, palla fuori. Prima occasione per il Molfetta sul mancino di Vicky Horvat, che chiede a gran voce una deviazione. Gli arbitri incerti sul da farsi, alla fine accordano il calcio d'angolo. Prima azione anche per il Molfetta. Con Horvat che è andata al tiro, batte lei il corner, fuori da Torma. Sale il portiere del Molfetta, Ginosa, ancora da Torma. Presenza fissa in questa azione nella metà campo avversaria. Cerca Ginosa, non si intendono, palla persa dal Molfetta. Torma e Horvat protagoniste con la nazionale ungherese nel girone di qualificazione giocato a Montesilvano, nel girone dell'Italia. L'Italia che si è qualificata per il primo storico mondiale di futsal nelle Filippine a fine anno. Horvat calcia dalla distanza, colpisce in pieno un'avversaria, De Sarro intercetta, Caputo prova a mettere ordine, trova Ginosa. Azione personale di Ginosa, bloccata da De Sarro, ancora rimessa. Ginosa fuori, Horvat calcia, colpisce però la sua compagna di squadra. Correia, movimento di Zagar, si torna indietro da Foti. Allora si risistema il Molfetta con ordine nella sua metà campo. 2 minuti e 36 andati via. Zagar, palla un po' complicata. Foti, De Sarro scambia con Foti. De Sarro in avanti, Horvat intercetta da Marfil Enrico. È partita Ginosa che è un'autostrada. Horvat alza la testa e la cerca e la trova. Ginosa, 3 contro 2 potenziale del Molfetta. Ginosa non se la sente di cambiare banda e allora torna indietro e chiama in causa Torma, che sale. Caputo ha spazio, se lo prende, calcia Foti. Poi Correia calcia dalla lunga distanza, non trova però la precisione e la forza cercata. Rimessa laterale per Horvat con le indicazioni di mister Iessi. Sbaglia Horvat questa rimessa laterale, brutta palla persa dal Molfetta. Per un attimo Enrico, Caputo si impegna, tocca per ultima, rimessa laterale giustamente per il Lamezia. Correia, Zagar, Correia ferma tutto Enrico che riparte, subisce il fallo di Correia, calcio di punizione. Non c'è cartellino giallo su questo intervento, questa trattenuta. Primo fallo comunque per il Lamezia in questa gara. Speso bene da Correia ad evitare una ripartenza veloce del Molfetta, che ovviamente senza Caballero perde molto in fase offensiva. Horvat all'1 contro 1. Horvat sposta il pallone e calcia col mancino, palla fuori. Questa è una delle armi migliori a disposizione di mister Iessi. Il talento, l'estro di Victoria Horvat. Zagar. Partita De Sarro. Cercata Foti che non controlla Matranga appena entrato, subito Enrico. 3 contro 2 del Molfetta, potenziale. Enrico cerca Matranga che fa però un movimento opposto rispetto alle intenzioni della compagna. Torma ancora,
Stavolta Correia la va a pressare, allora Torma si sbarazza del pallone con Luzzi che in due tempi la tiene. De Sarro si risistema dietro Ginosa, si risistema dietro Matranga. Molfetta compatto nella sua metà campo. Annalisa Foti, 4 minuti 20 secondi andati via. Correia, Foti ancora contro Ginosa, bella palla per Sara Correia che ha spazio per calciare, non trova però la porta. Torma era sulla traiettoria, lascia scorrere, rinvio dal fondo. Anche Pati e Guerrieri a scaldarsi per Mister Iessi. Nani Alves invece in casa Lamezia. Matranga cambia banda, va da Horvat, punta l'avversaria, ancora Horvat, finta contro finta, cerca spazio, non lo trova, prova a costruirselo, non ci riesce, rinvio dal fondo per Silvia Luzzi, portiere arrivata dal tiki-taka nel corso della finestra di mercato estiva. Si è ritagliata il suo spazio la giovane giocatrice classe 2003. De Sarro, Correia con un po' di spazio, prova a sfruttarlo, chiusa poi da Enrico, in rimessa laterale, fuori Horvat, dentro Guerrieri, in casa Molfetta, riposa l'ungherese in panchina. Zagar, Foti davanti a sé, Ginosa non passa, tocca per ultimo, rimessa Molfetta. Matranga, Enrico, Guerrieri chiede palla, si torna invece da Matranga, ecco la Torma, è partita Enrico lunga, Torma alza la testa, cerca il capitano, non la trova, palla fuori. Luzzi rimette in gioco il pallone. De Sarro, Correia, Foti. Correia, suolata dove non c'è nessuno, Ginosa da Guerrieri, prova a correre Guerrieri, la velocità della siciliana, poi Ginosa, punta l'avversaria, sterza, calcia, Murata, poi la chiama Luzzi, Foti non si fida, rimessa laterale a favore del Molfetta che guadagna un po' di metri. Guerrieri, Matranga, a puntare De Sarro, le offre una linea di passaggio Enrico, Matranga ricomincia da Ginosa, ora Enrico, ancora il capitano del Molfetta, alza la testa, va da Torma, sale palla al piede, poi cerca la palla per Matranga, non c'è deviazione di De Sarro, rinvio dal fondo per Luzzi, una Mister Iessi che invita Torma a salire e a calciare quando ne ha la possibilità. Correia, Foti, Ginosa per un attimo. È partita Correia, Zagar la cerca, palla però imprecisa, facile Torma, Enrico va a puntare Zagar, 2 contro 2 del Molfetta, Enrico va da sola, cambia bene banda, Ginosa con spazio, Ginosa, l'uscita determinante di Luzzi. Seconda occasione per il Molfetta, dopo quella di Horvat, eccola quella di Ginosa, primi applausi anche del Palapoli. Zagar contro Matranga, torna indietro da Foti. De Sarro, Foti, Sara Correia da Luzzi, Foti, finta contro finta, c'è il movimento di Zagar a liberare Correia centralmente, bella palla per De Sarro, si gira in un fazzoletto De Sarro, paratissima di Torma, riparte Matranga che perde però il contatto visivo con la sfera e poi la palla. Grande occasione qui per il Lamezia, Foti, occhio a Zagar che chiude il triangolo, Foti va da solo, Enrico capisce tutto, ci mette il piede, rimessa laterale, gran parata di Torma, era stata bravissima De Sarro a girarsi davvero in un fazzoletto. De Sarro, Correia, Ginosa intercetta, prova a partire, Correia ferma, poi Matranga e Luzzi spaccata, calcio d'angolo. Un lampo del Molfetta su questa palla persa dalla Lamezia. Calcio d'angolo, riposa Correia dentro Nani Alves. Matranga la battuta del corner. Enrico, impreciso il suo destro. Fuori Ginosa, rientra Horvat sul parquet del Palapoli. Adesso
Va lei a fare da pivot. Sono andati via 7 minuti e 20 in questo primo tempo, 0-0. Un paio di occasioni per parte. Gisela Martinez. In avanti Foti, Horvat protegge l'uscita della sua connazionale. Lancio lungo di Torma, preciso per Matranga che non aggancia. Zagar, Alves, Gisela Martinez, Nani Alves contro Matranga. Suola all'indietro, Gisela Martinez non era in traiettoria. Zagar su Horvat, rischia un po', Foti, palla fuori. Buona pressione qui del Molfetta sulla seconda palla. Riposa Matranga, torna dentro Ginosa. Rotazioni come detto ridotte per il Molfetta. Ginosa va via in banda contro Nani Alves. L'ultimo tocco è suo, rimessa laterale. Martinez, Alves, Foti. Davanti a sé Guerrieri. Allora Nani Alves, Zagar, Gisela Martinez contro Ginosa. All'indietro c'è Luzzi che controlla col destro. Zagar, palla un po' complicata. Zagar la tiene in campo. Poi bella idea per Martinez. Esce Torma che prova a far ripartire l'azione del Molfetta con calma. Bene da Enrico. All'indietro da Horvat. Persa un po' l'inerzia della transizione. Allora Horvat va da Ginosa. Palla in avanti, persa. Martinez. Nani Alves ritorna su di lì Enrico in maniera regolare. Palla poi per Zagar. Un po' di confusione. L'ultimo tocco, vediamo di chi è. È della Mezia. La rimessa è del Molfetta. Tanti errori da una parte e dall'altra. Attenzione perché qui la Mezia fa un cambio un po' scriteriato, lasciando Guerrieri a tu per tu con Luzzi. Non se ne è accorta nessuna però delle giocatrici del Molfetta. E Ginosa. Horvat. Cerca Guerrieri centralmente, gliela lascia lì Martinez. Poi Guerrieri. Horvat non ci arriva, rimessa laterale. Chiama Patti dalla panchina mister Iessi. Nani Alves, estirata di Enrico, rimessa laterale. Martinez, Zagar contro Ginosa. Si allacciano le due, non c'è contatto. Poi Horvat mette ordine per Guerrieri. Ginosa, Guerrieri. Parte Ginosa, servita da Guerrieri sulla corsa. Arriva per un attimo Luzzi prima di tutte. La velocità di Ginosa può essere un fattore in questa gara così bloccata. Occhio a quella di Nani Alves. Guerrieri precisa in questa scivolata. Rimessa laterale per il Lamezia. Nani Alves, buon impatto sulla gara della 11. Aliotta cercava Alves, non si intendono. Un po' di cambi nel Molfetta. Adesso Patti e Matranga dentro. Horvat controlla, cerca Patti, non ci arriva. Alves, seconda metà di primo tempo appena iniziata, 0-0 al Palapoli. Partita bloccatissima. Matranga protegge la rimessa dal fondo. Torma, Horvat contro Gisela Martinez. Enrico. Horvat ancora finta contro finta e ultima, non può rischiare, si complica un po' la vita e poi tocca per ultimo in rimessa laterale per il Lamezia. Tentativo di Nani Alves, palla fuori. Matranga. Horvat. Enrico. In avanti dove non c'è nessuno.
Aliotta, il capitano del Lamezia Nani Alves. Palla suolata per Gisela Martinez. Foti ancora da 27, palla fuori, tanti errori in questa fase della gara. Horvat lascia per Pati. Matranga va da sola, fermata in banda, rimessa laterale. Horvat tende Torma, servità. Supera il centrocampo, ancora Horvat. Torma, palla persa dal Molfetta, è occasionissima per Aliotta, dormita qui del Molfetta, ha rischiato tantissimo la formazione biancorossa. Torma lancia a lungo, Pati si impegna, va di testa, Luzzi se la ritrova lì. Foti, palla in avanti, cerca l'acrobazia Nani Alves che in qualche modo la tiene in campo, riesce anche a girarla sul secondo palo. Nessuna delle sue compagne però ha dato fiducia a questa iniziativa. Palla sul fondo, 8:23 per chiudere questo primo tempo. Non spettacolare di certo, ma ripetiamo, vista la posta in palio, era preventivabile, una gara bloccata, molto sui nervi. Enrico, bella palla in avanti. Horvat prova a far salire la squadra per Matranga, un filino troppo lungo a questa idea dell'ungherese. Può essere però questa è un'altra soluzione del Molfetta, con la palla giocata direttamente nella metà campo avversaria e poi andare al rimorchio. Occhio a Nani Alves, Torma attenta in uscita, poi non si intende con Horvat che aveva fatto un contromovimento incontro al suo portiere. Palla lunga, palla persa, 7:59 da giocare. Ginosa e Caputo pronti a tornare dentro, anche Pellegrini a scaldarsi per Mister Iessi. Ines si complica la vita, Horvat per un attimo con lo scippo, poi Foti e Matranga cadono tutte, il fallo è di Matranga, la punizione è della Lamezia. Attenzione. Adesso c'è anche Ines in campo per il Lamezia, classe 99, la numero 10. Aliotta la battuta, poco fa una buona occasione sull'errore di Torma in fase di power play. Enrico su Ines, riemerge Enrico con caparbietà, ma il rimpallo premia il Lamezia. Aliotta si accontenta e fa bene della rimessa laterale. Nani Alves sbaglia. In arrivo il time out per il Molfetta. Ginosa, Pati, Ginosa non controlla, Foti non controlla neanche lei. Poi Enrico alza per Matranga che voleva metterci il piede, forse con la testa avrebbe anticipato Luzzi. Alves in avanti, Matranga in rimessa laterale. Nani Alves centralmente, Ines, buon controllo, tocca Ginosa, tocca Matranga, ancora il pallone in gioco, bene Matranga. Enrico si deve sbarazzare del pallone, lo fa in rimessa laterale, momento favorevole alla Lamezia adesso. Dentro nuovamente Correia, giocatrice d'esperienza, classe 94, che controlla, finta il calcio, poi una palla resta lì, Enrico un po' di confusione, Ginosa ne esce, 2 contro 1, Molfetta, parte Ginosa, Pati prova ad andare per Ginosa, Luzzi, grande uscita in spaccata, time out Molfetta.
6 minuti e 49 secondi per chiudere questo primo tempo, bloccatissimo al Palapoli, 0-0 il parziale. Poco fa Luzzi determinante a sventare un 2 contro 1 del Molfetta che ripartirà col possesso e con la rimessa laterale. Enrico, Pati, Ginosa e Caputo avanti a Lilla Torma, protagonista di una grande parata su De Sarro. Enrico, chiamata subito in causa Torma, forse il time out è servito anche a questo. Enrico, c'è Pati sola, servita, Pati in buca, bravissima Correia. Poi la rimessa del Molfetta, lotta Pati e guadagna il possesso. Si fa vedere Caputo, scucchiaiato per Ginosa questo pallone, finta di Ginosa, ha spazio per il destro, De Sarro salva. Enrico, spinge il Molfetta adesso, ancora Pati, calcia! Fuori di poco. Una sfuriata del Molfetta negli ultimi 40 secondi effettivi. Portato a 3 occasioni. Foti in avanti, De Sarro travolge Enrico, calcio di punizione. Si rialza il capitano biancorosso, 5 scambiato con De Sarro, che ovviamente in maniera del tutto involontaria è franata addosso al 17 del Molfetta. Horvat appena rientrata va subito a puntare, si allunga la palla, la insegue, la mantiene in campo, in buca, ma senza trovare il centro dell'area di rigore. Adesso il Molfetta sembra aver alzato leggermente la pressione e Luzzi va lontano. De Sarro controlla, ancora corpo a corpo con Enrico che ha la meglio. Luzzi nuovamente in possesso della sfera. De Sarro nello spazio va Correia, De Sarro rischia per questo pallone su Foti, intercettato da Horvat. Enrico, Ginosa, Enrico, Horvat cerca ancora il movimento di Enrico nello spazio, non lo trova, palla persa. 5:38 da giocare nel primo tempo. De Sarro alla battuta, Luzzi da Foti, alza Horvat la pressione, tocca in rimessa laterale. Ancora Foti, è partita Correia, palla persa dal Lamezia. Horvat va a puntare, Horvat non trova spazio, torna indietro, Ginosa, Enrico da Torma, Correia va in pressione, Enrico riceve e allora 4 contro 3 potenziale del Molfetta, porta palla Enrico, Caputo cerca Ginosa, rimessa laterale, tante imprecisioni. Ginosa batterà la rimessa laterale. Horvat da Torma, alza la testa Torma, supera il centrocampo. Torma, Horvat, ancora le due ungheresi. Torma, salta l'avversaria, bene da Caputo, c'è solo Ginosa, Caputo, base esterna del palo, time out Lamezia.
4 minuti e 43 secondi da giocare in questo primo tempo. Mister Yessi si gioca la carta Maya Pellegrini, la giocatrice statunitense. Dopo il time out di mister Flavio Do Amaral, rinvio di Luzzi. De Sarro. Correia. Bella palla per De Sarro. Torna Horvat su di lei, il rimpallo, la palla resta in campo, balla e poi Enrico. Fermata da Correia senza fallo, secondo l'arbitro. Rimessa laterale la Mezia. Pronta Correia. De Sarro prova ad appoggiarsi da Foti. Arriva Ginosa, poi Horvat, fuga per Ginosa che non controlla benissimo. La tiene in campo in qualche modo, prova a metterla dietro. Arriva bene però la Mezia a ripartire con questa palla di Nani Alves che non trova De Sarro. Rimessa Molfetta battuta da Pellegrini. Horvat. Dentro Zagar, fuori Nani Alves. 4 minuti, poco più in questo primo tempo. Horvat fa segno a Torma. Poi Enrico, Pellegrini. Rimessa laterale. Batte Ginosa, la rimessa laterale. Horvat. Ecco la Torma. Avanza, attenzione perché Ginosa è sola. Torma va verso la porta. Alto sopra la traversa. Si erano dimenticate di Simona Ginosa. Le ragazze della Mezia hanno rischiato tantissimo. Zagar contro Pellegrini. In avanti Foti. Magia di Foti. Foti! Torma. Attenta. Riparte poi Enrico. Ancora Foti su di lei. De Sarro. Calcia. Palla fuori. Horvat. Ginosa. Guadagna rimessa. 3:22 nel corso del primo tempo. Poco fa determinante Torma. Dopo la magia di Annalisa Foti. Pellegrini e Zagar si allacciano. Luzzi para. In maniera facile. Zagar. Foti a memoria. De Sarro contro Torma. Ancora Torma. A salvare il Molfetta. De Sarro con spazio, calcia, palla fuori con deviazione, calcio d'angolo. Passaggio a vuoto qui del Molfetta. E per 2 volte Torma ha detto no a De Sarro. Foti batte l'angolo, Correia in buca, dove non c'è nessuno, rimessa Molfetta. Horvat cerca Pellegrini, la trova, prova a tenerla, se la trascina però sul fondo. De Sarro in buca, Zagar, attenzione a Horvat che salva su Correia, poi va da Ginosa, rischia Ginosa, De Sarro, arriva Torma a evitare guai. Poi viene ammonita per aver rallentato la battuta di questa rimessa laterale. Da ribattere la rimessa perché il signor Bottini spiegava al signor De Lorenzo la munizione a Torma. De Sarro. Foti. De Sarro, ancora Torma a salvare il Molfetta. In difficoltà la formazione biancorossa. Foti ha spazio per calciare, cambia banda, sbaglia tutto però Correia.
Rientra Matranga, fuori Pellegrini. Momento di difficoltà per il roster pugliese. Matranga, Horvat in avanti, troppo in avanti. Luzzi, Foti, fermata con un fallo di Enrico. Secondo fallo del Molfetta in questo primo tempo, 2:12 da giocare, 0-0 il parziale. Un po' di occasioni da una parte e dall'altra. Attenzione perché Ginosa va vicino allo scippo su Zagar, guadagna comunque rimessa laterale. Horvat va all'1 contro 1, torna ad Enrico. Horvat ancora, chiusa il passaggio da De Sarro. Matranga, Torma, ancora da Matranga, rischia tanto sulla pressione di Foti, si rifugia da Horvat. Cercata Enrico, controlla, prova a girarsi. Enrico, punta Zagar, fermata da Zagar, rimessa laterale. Ultimi 93 secondi di questo primo tempo. Horvat riceve, si allarga Torma, palla per lei. Supera il centrocampo, va da Horvat, prova a prendersi lo spazio per Ginosa, imbuca, Luzzi attenta. Poi tocca a Ginosa, la rimessa è infatti della Mezia. Correia, Zagar, Foti, Sakar, Foti, Correia, Zagar in avanti dove non c'è nessuno se non Torma. Ultimo minuto del primo tempo, avanza il portiere del Molfetta. Horvat, ancora Torma, pensa al tiro, poi ci ripensa, ancora da Horvat, difende 2-2 la Mezia col quinto di movimento. Torma, calcia non bene, De Sarro, non c'è il portiere, palla fuori di un soffio. Brivido per la porta del Molfetta, impreciso di poco il tentativo di Federica De Sarro. Horvat, Ginosa, in avanti, troppo in avanti. Correia, Zagar, De Sarro, più pericolosa della Mezia sicuramente lei. Enrico prova a farla passare, intercetta Foti, rimessa Molfetta. 26 secondi per l'ultimo possesso di questo primo tempo. Torma, chiamata in causa da Enrico. Lancio lungo, Luzzi facile. Foti, Zagar, 12 secondi, cercata Foti, prova ad arrivarci Enrico, determinante in scivolata. La Mezia ha 7 secondi per crearsi l'ultimo tiro. Pronta Correia, fuori De Sarro, colpisce Matranga. Ancora rimessa, 4 secondi. Ultimo tiro. Correia in buca, non ci arriva nessuno. 3 secondi, dice il tabellone del Palapoli. Allora Torma proverà il lancio lontano con Matranga e Horvat che sono già dalle parti di Luzzi. Arriva anche Ginosa. Vediamo se farà in tempo il Molfetta. Torma lancia lungo, la palla che si impenna, Luzzi smanaccia. Finisce il primo tempo, 0-0 fra Molfetta e la Mezia. A risentirci per i secondi 20 minuti.
Tornano in campo femminile Molfetta e TNT Royal Lamezia. 0-0 il parziale dopo il primo tempo. Si riparte dunque dalla perfetta parità, dall'equilibrio. 20 minuti determinanti per la stagione di Molfetta e Lamezia. 20 minuti effettivi che iniziano in questo momento col fischio di Rutolo e con il Lamezia che manovra il primo pallone, cercando subito la profondità di De Sarro. Gira bene, Foti cerca la parallela per Nani Alves, colpo di tacco, intercetta Ginosa, poi lotta con Foti, alla meglio Foti, De Sarro, quella può essere anche zona tiro, perde l'attimo buono Pati, resiste corpo a corpo, De Sarro la meglio. Zagar, Ginosa intercetta, arriva Horvat che non riesce a controllare, allora Zagar, Ginosa, Zagar ancora, Horvat all'indietro da Enrico. Partita subito in pressione il Molfetta rispetto al primo tempo e questa è la novità. Horvat da Torma, avanza palla al piede il portiere del Molfetta, ancora Horvat, ancora Torma, adesso esce Nani Alves, Torma va in difficoltà, poi tocca la palla nella sua metà campo, non può, palla persa. Batte Foti, De Sarro, Pati, Enrico, parte il capitano del Molfetta, sterza su De Sarro, lotta con Zagar e alla meglio, poi Pati, Horvat da ultima, cerca la palla in avanti, non c'è nessuno, sta accusando molto la mancanza di Caballero nel Molfetta, principale riferimento offensivo. Giocatrice da doppia cifra di gol in questa stagione, oggi squalificata. Zagar, Foti con Pati, Nani Alves va a terra, non c'è fallo, è rimessa del Molfetta secondo il signor Angelo Bottini della sezione di Roma 1. Horvat, palla persa, Nani Alves sola contro maglie rosse, va a terra, non c'è fallo, rimessa per il Molfetta. Horvat rischia tanto, poi Enrico, il rimpallo, Pati mantiene in campo Foti prima di tutto e poi De Sarro, va da sola, De Sarro la puntata, palla fuori. Molto propositiva Federica De Sarro, classe 2001, 2 gol decisivi nel match d'andata nella vittoria del Lamezia sulla femminile Molfetta. Ginosa cerca il corridoio centrale, intercetta Nani Alves, c'è Matranga pronta a entrare in casa Molfetta, Miseriessi le dà le ultime indicazioni. Enrico, Ginosa, parallela per Pati che ci arriva, Pati prova la sterzata, non riesce, poi De Sarro e Ginosa, chiusa De Sarro, Enrico da Horvat contro Foti, Horvat scucchiaia per Enrico, Luzzi si distende e para. Prima occasione della ripresa e del Molfetta e di Enrico, brava Luzzi. Pati fuori da Torma che controlla, alza la testa, Ginosa poi, c'è Pati sola, servita, Pati per Horvat, a spazio, calcia! Vittoria Horvat, porta in vantaggio al Molfetta! Dopo 2 minuti e mezzo della ripresa, il lampo della giocatrice ungherese per il vantaggio biancorosso. Sfruttato al meglio lo schema da corner per il Molfetta. L'esca era lì la Torma che ha fatto girare la palla prima da Ginosa, poi da Pati, palla dietro a rimorchio per Horvat che si è presa il momento giusto per calciare, non ha calciato subito e ha portato in vantaggio il Molfetta.
E adesso vedremo la reazione della Mezia, che ha giocato una grande partita finora. Vediamo se cambierà anche l'aspetto tattico della sfida o se il Molfetta continuerà a pressare alto come in questo avvio di ripresa. Nel frattempo Nani Alves fermata da Ginosa. I prossimi 3-4 minuti potranno dire molto dell'esito di questa gara. Foti scucchiaia, Torma facile, partita Ginosa che chiede il lancio lungo al suo portiere. Torma preferisce andare da Horvat. Ginosa sulla sua parallela si fa vedere Matranga, premiata, controlla la siciliana del Molfetta. Ancora Matranga, cambia banda, palla lentissima però Zagar la intercetta. Zagar si mette in proprio. Zagar va in avanti da Nani Alves. Torma la chiama e la prende. Torma lontano da Horvat. Controllo elegantissimo della 21. Horvat cambia banda, Ginosa. Horvat. E zona tiro per lei, calcia Horvat. Zagar intercetta, sarà rimessa laterale. Cambio poi per Horvat che va a riposarsi in panchina. Il suo mancino vale il vantaggio al Molfetta in questa ripresa. Matranga calcia forte senza precisione. Gisela Martinez. Non messo bene qui il Molfetta in questa fase difensiva. Misteriesi si è dovuto sgolare, poi Enrico fa valere il fisico e guadagna rimessa. Gurrieri. Ginosa. Impreciso il passaggio. Matranga cade a terra nel contrasto con Gisela Martinez. Classe 2002. Foti. Gisela non passa su Ginosa che poi riparte palla al piede. Bene poi da Matranga. Allarga da Gurrieri. Ancora Matranga. Ce l'ha sul piede, buono. Gran parata di Luzzi. Poi il tentativo col mancino di Gurrieri. Palla fuori. Buon break qui del Molfetta. Zagar. Partita De Sarro. Palla alta. Facile per Torma che poi lancia per Matranga. Non controlla bene. Poi non riesce più ad avere il contatto col pallone. Chiede calma alle sue compagne. Mentre il signor Ruto lo va a richiamare. Penso proprio Maria Zagar, giocatrice croata, in forza alla Mezia. Correia cerca la palla in avanti. Intercetta Matranga, rimessa laterale. Gisela Martinez, Correia. In avanti, gran palla. Foti a contrasto con Enrico. L'anticipo è di Enrico, l'ultimo tocco è di Foti. La rimessa è della femminile Molfetta. Gurrieri. Torma. Cerca Matranga. Controllo di petto. Poi cerca una rabona per Gurrieri. Va da sola Gurrieri. Finisce però il campo a sua disposizione. Pezzo magico del repertorio di Teresa Matranga. Gisela Martinez. Porta palla, allarga da Annalisa Foti. Zagar. Annalisa Foti. 5 minuti andati via in questo secondo tempo. 1-0 Molfetta. Ha sbloccato la gara Horvat. Correia. Finta la suolata, poi va da Foti, ce l'ha sul piede buono. Finta di Foti, palla dentro per Martinez che non riesce a deviarla verso la porta. Buono spunto qui della Mezia per centimetri. Gisela Martinez non è andata a colpire quella palla. Ginosa chiede il cambio a Misteriesi. Gurrieri in avanti, Matranga prova a lavorare, spalla alla porta e ci riesce. Poi bravissima Ines ad anticipare Enrico che andava sola contro Luzzi. Foti. Palla che passa con deviazione, allora Torma cerca di evitare il peggio, concede comunque rimessa laterale.
Fase calda della gara, fase delicata. Correia pronta a ricevere, c'è anche Foti pronta per calciare. Batterà Ines per Correia, calcia, Enrico devia, anticipa tutti, poi riesce a far partire Matranga, punta Annalisa Foti, ancora Matranga, passa, calcia, anzi no, cercava un passaggio in banda per Gurrieri che non era però partita a sostegno. Torna dentro Horvat, 2 minuti in panchina per prendere fiato. E adesso nuovamente in campo Correia, Foti, Correia, non passa. Pronta a tornare dentro Caputo in casa femminile Molfetta. Foti fa passare, Enrico anticipa, poi Matranga in avanti, troppo in avanti, poi panchina per lei, riposo, dato tanto in questo avvio di ripresa. Dentro Martina Caputo, chiaramente si sistema lì davanti come pivot. Correia, Daluzzi, Correia, centralmente per Ines, Foti anticipata, Horvat perde l'attimo per lanciare Gurrieri e torna indietro. Da Enrico, Horvat, Gurrieri la mantiene in campo. C'è Enrico che chiede palla, la ottiene, prova a chiudere il triangolo, ci riesce, Gurrieri, Luzzi, poi non ci arriva Caputo. Bella azione qui dal Molfetta con rapidità, fallo di Caputo su Ines, punizione. Fuori Foti, dentro Capitan Aliotta che riceve palla. Correia rischia sulla pressione di Horvat, con esperienza la tiene. Ancora Correia, in avanti bene Aliotta, Gisela, Correia, rimessa laterale Lamezia. Correia controlla, prova ad appoggiarsi da Aliotta, palla deviata da Enrico e vince anche il rimpallo. Si prende il 5 da capitano Enrico, brava Martina Caputo qui, rimessa per il Molfetta. Torma, Horvat, Enrico, Gurrieri chiude il triangolo, Enrico la prende, 2 contro 1, Enrico calcia con forza, palla fuori, occasionissima per il Molfetta, arrivava anche Caputo sul secondo palo. Correia, Ines, Sara Correia, l'ex giocatrice del Falconara. Aliotta su Horvat, all'indietro Correia, Horvat sempre alta impressione, Correia utilizza il fisico, Ines se la mangia, Enrico che riparte, 2 contro 1, Enrico, Aliotta passa, poi occasione ma è rimasta a terra Aliotta nel contrasto con Caputo. Forse qui c'erano gli estremi per il fallo della 15 del Molfetta, non secondo gli arbitri. Molfetta che adesso restituisce palla alla Lamezia. Ancora una possibile ripartenza però per il Molfetta non sfruttata bene. Gisela, Aliotta, Ines, Correia, Ines prova a girarsi, para Torma che poi va al lancio lungo per Caputo che ci arriva su questa palla e salva Aliotta quasi sulla linea. L'aveva presa Caputo anticipando il portiere, scavalcando il portiere, non ha dato la giusta direzione alla palla. Brava Aliotta a leggere la situazione di pericolo e a intervenire. Horvat dietro da Enrico, Horvat ancora, torna da Caputo, Enrico, Gurrieri la lascia lì dove non c'è nessuna delle sue compagne, allora Enrico costretta a rimontare Aliotta, a rubarle palla, a non passare però poi su Gisela Martinez che riparte in superiorità numerica, così come il Lamezia. Ines perde un attimo il brio e poi arriva Horvat sulla pressione di Ines, la rimessa laterale è per il Lamezia, battuta veloce Gisela con spazio, colpisce però Gurrieri, poi Caputo e Correia alla meglio, Correia 3 contro 2, Correia, Aliotta
Paratissima di Torma che salva la femminile Molfetta. Fuori Gurrieri, dentro Ginosa. Grande parata di Torma su Gisela Martinez. 9 minuti trascorsi nella ripresa, vicinissimo al pari poco fa il Lamezia, che batte l'angolo con Ines, la spaccata di Torma, poi Correia alle stelle. Time out per la femminile Molfetta. (11 minuti e 7 secondi da giocare al Palapoli). 1-0 il risultato parziale di questo scontro salvezza tra femminile Molfetta e Lamezia. Il gol dopo 2 minuti e mezzo nel corso della ripresa l'ha siglato Vicky Horvat. Poco fa una grande parata di Torma, Molfetta che ha avuto anche diverse occasioni per raddoppiare. Partita molto più gradevole in questa ripresa. Cercata Caputo, che guadagna rimessa laterale nel corpo a corpo con Correia. Horvat, Enrico, Ginosa, pressata forte da Martinez. Enrico, Horvat chiama la parallela a Enrico, capisce tutto Aliotta che interviene, mette palla in out. Enrico cerca Caputo, palla che non passa, allora Gisela Martinez. Ines fermata da Enrico. Ines, Gisela Martinez. Ines ancora, ferma, calcia! Fuori di pochissimo, puntata improvvisa di Ines. Grande brivido per il Molfetta. Torma, lancia lontano. Caputo prova il controllo con il petto. Non la mette giù abbastanza, rinvio dal fondo per Silvia Luzzi. Correia. Martinez da Aliotta. Alza la testa, cerca una compagna libera, la trova all'indietro in Ines. Larga Gisela, si va ancora da Aliotta contro Enrico. Ginosa per un attimo, fallo di Ginosa, calcio di punizione a favore della Lamezia, secondo fallo del Molfetta in questa ripresa. Pronta a tornare dentro Matranga. Batte veloce il Lamezia. Horvat cerca lo scippo, si trascina il pallone sul fondo e rimessa laterale per il Lamezia. Ines. Correia, va a puntare Ginosa. Sempre Correia in buca, Horvat anticipa tutti. In rimessa laterale siamo entrati nell'ultimo quarto di questa gara. 1-0 Molfetta, che adesso prova a difendersi con ordine su questo tentativo di Ines. Palla fuori. Torma viene incontro Horvat, che registra questo pallone. Horvat ancora, doppi passi. Horvat perde l'attimo per calciare, ricomincia da Enrico. Ginosa non passa ma guadagna rimessa laterale. Rientra De Sarro. Horvat. Torma. Sale Tormat. Supera il centrocampo. Scambia con Horvat.
Poco movimento però delle sue compagne. E allora ancora da Horvat, che alza la testa da Ginosa, di controbalzo, palla fuori. De Sarro, Correia, suola per Correia di Gisela, colpisce però De Sarro, poi Ginosa pensa alla ripartenza, Correia allunga la gamba e la mette in rimessa laterale, quando è andato via anche l'11° minuto di questo secondo tempo. Horvat, Matranga, Enrico sulla parallela cerca Ginosa, è impreciso il suo suggerimento, torna dentro anche Zagar, fuori Aliotta. Adesso i cambi possono essere determinanti, forze fresche dalle panchine, entrambe in cerca del giusto guizzo. Zagar sulla parallela c'è De Sarro, Matranga non si fida, la mette in tribuna, poi comunica di non aver sentito, di essere sola. Pronta a tornare dentro anche l'ex di questa gara, Annalisa Foti, protagonista nella passata stagione con la maglia del Molfetta. E Gisela Martinez, pronta a ricevere, Correia invece va da Zagar, che deve controllare questo pallone, girarlo verso De Sarro che non controlla, Matranga si accontenta della rimessa laterale. Enrico, Matranga, Torma controlla, è partita Enrico, cercata da Torma, Enrico non riesce ad agganciare, poi Luzzi pasticcia un po', torna buona per Ginosa che è sola e calcia la parata, arriva Matranga, ma è rimasta a terra dolorante Luzzi. Occasione doppia incredibile per il Molfetta. Adesso è a terra Luzzi. Si rialza l'ex portiere del Tiki Taka. Il Molfetta dovrebbe restituire palla alla Lamezia, così sarà. Gisela Martinez, è rientrata anche Foti. De Sarro, poco fa incredibile doppia occasione per il Molfetta, prima con Ginosa, bravissima Luzzi, poi con Matranga. Correia salvato a pochi metri dalla linea di porta. Enrico alza un campanile, De Sarro lo mette giù, pressata da Ginosa, costretta a tornare indietro da Luzzi, alza la testa De Sarro e Gisela Martinez, partita De Sarro, la segue Ginosa, cercata Foti, Matranga prima di lei, Enrico, Matranga, passa Matranga, ancora Matranga, arriva Ginosa, Matranga la deve cercare di servire, Matranga, palla ancora lì, poi esce in rimessa laterale per il Lamezia, ma c'è da soccorrere Zagar, anzi no, forse Ines. Era Gisela Martinez che si rialza tra gli applausi del Palapoli. Molto positiva la sua prestazione quest'oggi, soprattutto nel secondo tempo, è cresciuta molto la giovane calcettista classe 2002 in forza alla Lamezia. Lamezia che adesso si risistema per questa sortita offensiva. Foti, De Sarro, Gisela, Zagar, rimessa laterale Lamezia. Ci avviciniamo alla fase caldissima di questa sfida, 7 minuti da giocare. Molfetta a difendere il vantaggio e a flirtare col gol del 2-0, ma occhio perché Lamezia ha tutte le carte per poter
impensierire il Molfetta. Qui fallo di Foti in attacco su Torma e punizione. Ginosa a spazio, cerca Matranga, non si intendono le due, troppa fretta probabilmente nel passaggio di Ginosa, che aveva spazio da poter percorrere palla al piede. De Sarro va a puntare l'avversaria, poi torna da Foti, davanti a sé Horvat, bella palla per De Sarro, fermata bene Enrico, calcia Martinez, palla alta sopra la traversa, non c'è stata deviazione, rinvio dal fondo per Torma, pronta a rientrare Pati in casa Molfetta. Suo l'assist per il vantaggio di Horvat. Torma lontano, Horvat non controlla, chiede scusa a Torma, la Metz è già ripartito con Sakar. Foti, Sakar rintercetta Horvat, sola contro il portiere, Vicky Horvat col cucchiaio fa 2-0, esplode il Palapoli e tutta la panchina del Molfetta in campo ad abbracciare la sua giocatrice con la maglia numero 21. Tocco di classe di Horvat, a tu per tu con Luzzi, pallonetto e 2-0. Sei minuti e 22 secondi da giocare dopo il timeout. Mister Duamaral si gioca la carta del portiere di movimento. La maglia verde la indossa Araújo Correia Ines, la numero 10 della formazione calabrese. Prima del timeout il 2-0 del Molfetta, sempre con Horvat, gol di pregevolissima fattura, un morbido cucchiaio, un tocco sotto a beffare l'uscita di Luzzi, che ha giocato una grande gara in questo pomeriggio del Palapoli. Adesso col power play vediamo come lo approccia il Lamezia, come difende il Molfetta. 6 minuti sono tantissimi in questo sport. Foti, Correia, De Sarro, bene questa palla che torna buona per Horvat, non c'è il portiere, Horvat perde l'attimo per calciare, va a terra, non c'è fallo. Foti si risistema dietro il Molfetta, si risistema in avanti il Lamezia. Matranga intercetta, cerca il tiro dalla distanza, non trova la porta, palla fuori. Adesso il Molfetta va alto perché vuole sfruttare il fatto che ci sia Ines tra i pali. Un po' di confusione chiaramente, questa situazione la crea Matranga bene su Foti, non riesce a guadagnare però il possesso. Foti, De Sarro, Sara Correia, De Sarro, Correia, Foti, bene Ines, Foti, Ines calcia dalla distanza, palla fuori. Poi Ines si arrabbia un po' con la sua panchina, resta lei tra i pali, non c'è il cambio portiere. Un'altra soluzione che cerca il Lamezia. Horvat allora va a puntare Foti, si sposta il pallone sul mancino, torna indietro, fa passare qualche secondo, predica calma alle sue compagne di squadra. Matranga, Enrico, Matranga, tacco per Ginosa che prova a far correre Enrico, intercetta De Sarro, si risistema il Lamezia. De Sarro
Arriva Enrico che ruba anche questa gara, altra partita gigantesca di Enrico che riceve lo scarico di Ginosa, cerca la palla dentro, non riesce però ad arrivare a destinazione, poi Foti si complica anche lei la vita, alla meglio e la Messia che è in superiorità numerica. De Sarro centralmente da Correia, Ginosa salva il Molfetta in estirata. Vale un gol questo salvataggio di Ginosa, la palla era destinata verso la rete. Si fa sentire il Palapoli, 4:40 da giocare, spinge forte la Mezia che non ci sta. De Sarro all'indietro da Ines. De Sarro ancora. Correia. De Sarro calcia, Ginosa intercetta. Calcio d'angolo. Stanchissime le due squadre. De Sarro. Correia. De Sarro. Correia. De Sarro ancora, di prima. Nani Alves. Enrico vince anche il rimpallo, rinvio dal fondo. Non secondo l'arbitro. Qui. Questa è la scelta. De Sarro. Correia. Foti in banda, in buca, salva Torma. Horvat, non c'è il portiere, apre il piattone, palo di Horvat. Ines rimette in gioco la sfera, 4 minuti da giocare, Ines deve velocizzare. Matranga di testa in rimessa laterale. Il palo di Horvat che poteva essere determinante. De Sarro invita le sue a salire, scarica poi da Correia. De Sarro ancora, centrale, Nani Alves, murata da Matranga. Ginosa si impegna, non mantiene in campo la sfera. Poi De Sarro va a protestare. Secondi che fanno bene al Molfetta per rifiatare, per sistemare un po' di posizioni. Correia. Alves. Calcia non bene. Facile Torma che cerca Horvat. Che palla di Torma sul piede di Horvat. Prova a piazzarla, non ci arriva. De Sarro. Bene da Correia. 2 contro 2. Parte Correia. Correia! Alto sopra la traversa. Molfetta deve anche pensare ad abbassare un po' i ritmi. Invece Torma va subito da Horvat all'ennesimo uno contro uno. Cade a terra, subisce il fallo di Nani Alves che non è d'accordo. 3:21 da giocare. Stanchissima Horvat. Reduce nella passata settimana, così come Torma, da 3 impegni con la sua nazionale nel giro di 4 giorni. 3 impegni importanti contro Italia, Portogallo e Svezia nell'elite round di qualificazione ai mondiali, che ha visto le ragazze di Francesca Salvatore qualificarsi per il mondiale. Punizione Molfetta, Matranga, Ginosa, Enrico, alto sopra la traversa. Ines al rinvio, lascia lì per Zagar. De Sarro. Ginosa per un attimo, anzi no, perché poi la palla scorre, non la tocca nessuno, rimessa Molfetta. 3:09 da giocare. Chiede calma Matranga e ha tutte le ragioni del caso. Aspetta la pressione. Poi va in avanti per Enrico. Ines non è perfetta, poi forse una trattenuta, forse no, si gioca. Correia. Matranga, fallo su De Sarro, calcio di punizione. E cartellino giallo per la giocatrice del Molfetta.
Dentro Guerrieri, fuori Matranga, Monita, quindi non vuole rischiare giustamente il mister Iessi. 2,54 di sofferenza ancora per la compagine biancorossa. Foti batte. De Sarro. Correia. Foti a memoria. Torma! Mostruosa su Ines. Mostruosa. De Sarro. Arriva Enrico Ginosa, non c'è il portiere. Correia intercetta. Correia, De Sarro, che parata ha fatto Torma. Correia, Foti, Zagar, alza il pallone dove non c'è nessuno. Ginosa, Torma, spara lontano la palla. 2,24, Zagar. Foti, sempre col power play, il Lamezia. Ines, Foti, passa il pallone, imbucato ancora Enrico, ennesimo intercetto del pomeriggio. Allora De Sarro alza la testa, bene, Zagar con spazio, ancora Marfil Enrico a ribattere in calcio d'angolo. Zagar alla battuta per De Sarro. Cambia banda dove c'è Foti, poi Ines, arriva Ginosa che alza il pallone, inseguito da Sara Correia. Guerrieri non ha la forza per andare a pressare. Molfetta si rintana dietro ad aspettare che passi la tempesta. Foti porta palla, da Correia non si intendono, palla persa. 1,40 da giocare, 100 secondi. Chiede calma Enrico, il Molfetta deve gestire la palla senza rischiare nulla. Horvat, Ginosa, c'è anche l'opzione Torma. Ginosa cerca una palla centrale, rimpallata. Enrico in rimessa laterale. E allora si ripropone in avanti. Ines con la maglia del portiere. 1,29 da giocare. Foti. Ines, Foti. Passa per De Sarro. Allora Gisela Martinez, messo non bene qui il Molfetta. De Sarro prova ad approfittarne. Martinez, Torma para, non c'è il portiere. Il mancino di Torma è sul fondo. 1,04 dice il cronometro. Molfetta continua ad andare a pressare per far perdere anche qualche secondo in più alla Lamezia. Possono risultare determinanti in una gara così. Ines deve velocizzare perché stanno per scadere i 4 secondi. Si va da De Sarro, pressata da Enrico che prende anche questa. Poi batti e ribatti, serie di batti e ribatti, serie di contrasti. Horvat all'indietro. Si gioca, attenzione perché la palla ce l'ha in Lamezia. Foti da De Sarro. Forse l'ha toccata Torma, o forse no. Palla comunque è andata fuori. 48 secondi da giocare, sarà rinvio dal fondo. Non l'ha parata De Torma che comunque con la sua uscita ha disturbato la giocatrice della Lamezia. C'è stata un po' di confusione con quei contatti non fischiati da una parte e dall'altra. Molfetta alla palla e ha il cronometro come migliore amico. Torma va da Horvat, ennesima palla lavorata dalla giocatrice ungherese. Poi Ginosa va a terra, Martinez la mette fuori. Non c'è stato il fischio dell'arbitro. Stanno facendo correre tantissimo in questa ripresa. Adesso molto dolorante Ginosa. Resta a terra Ginosa dopo il contrasto durissimo. 36 i secondi sul tabellone del Palapoli. Molfetta adesso restituirà la palla alla Lamezia che cercherà Horvat restituisce palla a Ines. 33 secondi per le speranze della Lamezia, con Ines che però
ci mette una vita per rimettere in gioco la sfera. Horvat chiude in banda su Correia, 25 secondi. Molfetta vicino a una vittoria che sarebbe fondamentale, che la porterebbe a 18 punti e soprattutto la porterebbe a più 5 sulla VIP, in attesa dello scontro diretto del prossimo turno a San Martino di Lupari. Ma prima c'è da chiudere questa pratica. 24 secondi e palla per il Lamezia. Foti, De Sarro contro Matranga, all'indietro Foti, 16 secondi. Correia in banda, Gisela Martinez, Storma prende anche questa, poi prova a calciare, subisce il fallo di Foti. 6 secondi, ammonita Foti. Dentro la macchia per il Molfetta, la giovanissima giocatrice biancorossa. Calcio di punizione. Torma va lontano, cerca la porta, Ines spara, 3 secondi, calcio anche Ines, si alza il campanile in rimessa laterale, poi suona la sirena, la femminile Molfetta supera per 2-0 il Lamezia con la doppietta di Vicky Horvat, conquista 3 punti fondamentali per le speranze salvezza contro un ottimo Lamezia che ha fatto una grande gara piena di orgoglio, di dignità. Da Gabriele Papola è tutto, a risentirci sul canale YouTube della Divisione Calcio.